Inizia il girone di ritorno anche per Germani Brescia e Nutribullet Treviso. La capolista padrona di casa affronta in un ideale testa-coda la formazione veneta che dopo 4 vittorie consecutive è tornata a bloccarsi e rimane sul fondo della classifica. Olisevicius adesso prova a rifarsi prendendo il rimbalzo e questa volta servendo Justin Robinson che inizia il suo match con il canestro. Va a realizzare Robinson con il fallo. Qualche difficoltà per Brescia nel trovare lo spazio giusto. Ci pensa Kenny Gabriel con il primo canestro dal campo. Gabriel si alza dall'arco, sblocca anche da 3 punti la Germani. Magia di Bowman che trova nell'angolo Olisevicius, per lui è davvero troppo facile. Fagiani in punta non se la sente di tirare, allora ancora la responsabilità se la prende Justin Robinson. Buonu va a dare in avvicinamento, il jump dalla media, il ferro e il tabellone lo aiutano e va a realizzare l'intercetto di Robinson che si invola in contropiede a realizzare. Non può che arrivare il time out per Alessandro Magro. Cobbins a schiacciare, perde il cuore dell'area la difesa trevigiana. Amedeo Della Valle fino in fondo, il fallo di Fagian, il canestro di Amedeo Della Valle e adesso è parità. Danelli a tutto campo per Olisevicius che vuole andare fino in fondo, trova lo scarico per Allen nell'angolo da 3 punti, il corner free per Terry Allen. Allen con spazio da 3 punti ancora una volta. Che prestazione concreta per Terry Allen. You know, Belon is a force in the paint, Cobbins is a force in the paint. You know, they're incredible players and you know they're killing us on the glass. For us to come up with a win, we need to defend better first of all and then, you know, finish possessions with rebounds. La palla è per Brescia che con Della Valle scavalca all'inizio della ripresa. Della Valle da 3 punti per fare esplodere il Palaleonessa. Olisevicius sblocca dai 6,75. Della Valle pericolo numero 1, bravissimo ad andare a passare il pallone per la tripla di Kenny Gabriel e adesso non si ferma davvero più. Della Valle, palleggio, arresto, tiro, assegno, acceso davvero Amedeo Della Valle. L'ultima secondi per Brescia, tiro di Messenburg che va a segno. Justin Robinson, lui ritrova almeno il canestro da 3 punti. Messenburg fino in fondo, poi la riapertura per Buonu che va a sparare e a segnare dall'arco dei 6,75. Petruccelli fino in fondo, lo scarico nell'angolo da 3 punti per Messenburg. Criston dalla media, rimbalzo di Allen, dopo questo infortunio probabilmente si abbasserà oltremodo l'intensità. Justin Robinson a realizzare. Della Valle attacca Criston allo scadere dei 24, il pallone palla sul ferro, alla fine entra. Finisce qui al Palaleonessa 88-67 per la Germani Brescia e gli uomini della Nutribullet Treviso con un secondo tempo clamoroso, 52-27 il secondo tempo. We just didn't play our basketball the first half.
and we just need to play our basketball in the second half, and we responded well, and I'm proud of my team.